al pronto soccorso della struttura città di Aprilia, dove c'è un cluster di 9 casi. Si stanno effettuando tamponi a personale medico e degenti. Altra direttrice su cui si lavora è quella della vaccinazione anti-influenzale, consegnate 400.000 dosi ai medici di medicina generale e ai pediatri. Francesco Rositano, TGR Lazio. Nel Viterbese chiuse alcune classi per coronavirus, gli alunni sono stati posti in quarantena, l'ASL locale ha iniziato a sottoporre la popolazione scolastica ai tamponi. Vabbè. Ci lasceremo dietro le spalle anche questa storia, naturalmente dipenderà anche da noi. Ma volevo oggi semplicemente intrattenermi un momento con voi senza abusare del vostro tempo. Poi, come dire, direttare è lecito e guardare è cortesia, nel senso che io adesso sono in un tempo morto, cioè nel traffico di Roma, a differenza che a Palermo, a Roma l'unico problema non è il traffico, come sapete, e quindi ne approfitto per scambiare qualche parola con voi, perché poi dopo, quando arrivo in ufficio, ho altro da fare. Nulla di che, solo una sottolineatura, se vogliamo involontariamente umoristica, insomma, l'esperienza di crescita culturale che stiamo facendo un po' tutti in questo periodo, cercando di riflettere sulla democrazia, sui suoi vantaggi e limiti, su come difenderla, su come esaltarne il ruolo. Oggi si arricchisce di una nuova considerazione, nel senso che un paio di dirette fa scherzavamo su quelli che pensano che la minoranza possa far cadere il governo, e se fosse così naturalmente la democrazia non funzionerebbe, sarebbe la tirannia delle minoranze e più esattamente non ci sarebbe mai un governo. Quindi questo, diciamo, non sarebbe il modo migliore di risolvere il problema, di dare un indirizzo politico al paese in un senso anziché in un altro. Qualcuno potrebbe anche dire che per come siamo messi, cioè per il fatto che la democrazia è pesantemente inquinata da un sistema dei media che, diciamo così, presenta delle vistose falle, oggettivamente comunque in democrazia l'indirizzo politico lo danno pochi, cioè i proprietari dei media, diciamo chi indirizza i media, quindi siamo comunque in una oligarchia. Ma questo è un altro discorso. Il discorso che volevo fare è riferito alle forme attraverso cui il processo politico democratico si manifesta, e tipicamente la forma è quella del voto a maggioranza. Si cerca di fare quello che desiderano i più, sulla base del presupposto più o meno ragionevole che in questo modo gli scontenti siano di meno. Tutto qui. Poi naturalmente ogni scontento, in quanto individuo, vede solo la propria scontentezza, ha il diritto di vederla e viene su Twitter e fa casino. Però noi continuiamo a spiegare, per esempio, che quando la radio dice, diciamo correttamente, insomma più o meno correttamente, che il Parlamento vota la fiducia al governo, noi votiamo contro, e se il governo non cade non è perché noi lo sosteniamo, ma perché qualcuno ha votato 5%, cioè 5 Stelle, vabbè. È molto semplice. Tra l'altro, prima di arrivare dove voglio arrivare, vi faccio notare una cosa. Se voi prendete un po' di account di quelli su Twitter, per esempio, sui social in generale, di quelli che ma voi non state facendo cadere il governo, non vi state dimettendo in massa, è sempre molto interessante andare a vedere che roba c'è là dentro,
perché c'è tutta roba razzistoide, violenta, cioè tutta roba che sembra fatta apposta per screditare noi, che siamo un partito conservatore, che desideriamo, diciamo così, che nella Repubblica Italiana si conviva in modo ordinato e rispettando le leggi, e che per questo veniamo dipinti come razzisti. Allora, persone che asseritamente votano per noi vengono a fare un display, una ostentazione di razzismo proprio negli stessi account che usano per screditarci, dicendo che noi non stiamo facendo una vera opposizione di razzismo, di tutte quelle cose lì, insomma, che quindi, come dire, sembra proprio che queste persone vogliano screditarci a tutto tondo, con i nostri elettori e anche con gli elettori altrui. Chissà perché vogliono farlo, chissà chi potrebbe avere interesse a farlo, cioè a screditare un partito di opposizione dicendo delle scemenze. Chissà, i suoi elettori? Mi sembra un po' strano, no? Quindi attenzione, perché torno a dirvi che voi, quando siete sui social, non sapete mai chi avete davanti, non sapete mai chi avete di fianco, e come nella vita non sapete mai chi avete dietro, quindi non andate dietro alle scemenze, perché è sempre controproducente. Quindi quella del fatto che noi non facciamo cadere il governo perché lo sosteniamo, perché non so come, perché gli votiamo la fiducia, la votiamo contro ovviamente, cioè votiamo la sfiducia, ma insomma è una scemenza messa in giro da persone, non so se molto stupide o molto furbe, che vogliono screditarci in questo modo, e che poi, se esaminate con un po' di attenzione, si vede che cercano di screditarci anche in altro modo, cioè facendo passare gli elettori della Lega per una manica di pazzoidi fascisti, che non è l'elettore della Lega che incontro io quando mi muovo sul territorio. Quindi sono abbastanza tranquillo del fatto di non essere entrato in una accolita di pazzi che vogliono in qualche modo sovvertire l'ordine costituzionale, e di non essere sostenuto da pazzi. Però constato, senza particolare sorpresa, che sui social c'è chi vuole dare proprio questa immagine di noi, un'immagine dei pazzi, anche sui media più tradizionali, insomma, tipicamente, non so, il Foglio, per dire questa roba qui. Però quella roba lì non la legge nessuno, anche Twitter è una piccola bolla. Se succede su Facebook ovviamente c'è un po' più di risonanza, se succede su Instagram, però insomma il disegno è chiaro, no? Laddove non si possono screditare gli argomenti, anche perché per farlo bisognerebbe averne di prove, si scredita la persona o si scredita comunque l'avversario in qualche modo. Bene, allora, oggi, diciamo così, io pensavo che dopo che l'avevo detto io, dopo che l'aveva detto Claudio, dopo che l'avevo ridetto io, dopo che l'aveva ridetto Claudio, dopo che l'avevo ridetto io, questa storia del voi non fate cadere il governo fosse, diciamo così, arrivata così a un punto di caduta, che si fosse capito quello che ho appena detto. In democrazia governa chi ha la maggioranza. Però oggi è successa una cosa molto divertente che voglio condividere appunto con voi, senza rubarvi troppo tempo, che mi ha fatto riflettere su, diciamo, in che modo, diciamo così, la conoscenza procede, si accumula, e in che modo la democrazia funziona, perché mi ha scritto una persona che ovviamente non nomino per tutelarne la privacy, ma di cui posso riportare gli argomenti, che a mio avviso sono molto divertenti e spero che possano divertire anche voi, lamentandosi del fatto che l'onorevole Borghi non aveva risposto a una sua lettera che ha condiviso con me. E in questa lettera questo elettore, se non nostro, altrui, insomma, comunque questa persona che ha l'elettorato attivo e verosimilmente anche quello passivo nella nostra meravigliosa Repubblica, sostiene che lui ha capito che in una Repubblica parlamentare, democratica,
governa la maggioranza e che quindi per sfiduciare un governo, per farlo cadere per via parlamentare, bisogna che ci sia una maggioranza che gli vota contro. Ancillarmente penso che abbia anche capito che il capo dello Stato, fra le sue attribuzioni, ha anche quella di cercare delle maggioranze per sostenere un governo, che è quello che ha fatto il signor Presidente della Repubblica nel corso della scorsa crisi, quando è riuscito a trovare una maggioranza che ha continuato a sostenere il signor Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, avvocato Giuseppe Conte, con una maggioranza totalmente diversa, cosa che nel resto del mondo non riescono a capire, come peraltro non riescono a capire perché continuiamo a parlare di MES, ma non voglio allargare troppo il discorso, ma che è rientra perfettamente nell'alveo della democrazia parlamentare in termini formali. Quindi il lettore che mi ha scritto chiedendo a me la risposta che non gli aveva dato Borghi, e che adesso gli darò, dimostrava di essere, come dire, di aver fatto un passo avanti nel cammino della conoscenza, cioè di aver capito che quando si vota vince la maggioranza. Beh, intanto per questo chapeau, perché mi sembra che in giro questo concetto non stenti ad affermarsi, ma insomma. Però, ma c'era un ma naturalmente, però è lo stesso colpa vostra perché voi non fate come fa la sinistra, perché vi ricordo, ci ricordava questo lettore, che Berlusconi è stato cacciato a colpi di spread e nel 94, non mi ricordo che, la CGIL mandò in piazza 1 milione di persone e così fece cadere il governo. Allora, quindi la rampogna implicita del gentile elettore era questa: voi dovreste portare in piazza milioni di persone e o dovreste far schizzare lo spread, facendo però dare la colpa di questo al governo in modo che il governo cada. Forse non è chiaro come funziona e quindi magari farei qualche riflessione. Allora, noi siamo un partito di destra, banalizzo, secondo me poi non cominciate con le cose, che cos'è la destra, la sinistra. Se volete fare gli intelligenti vi accomodate sui blog degli intelligenti che nessuno legge. Qui sto semplificando, lo so, ma per farmi capire. Noi siamo un partito di destra e la CGIL è un sindacato di sinistra. Noi possiamo anche chiedere, è un sindacato di sinistra, tant'è vero che vuole il MES, che vuole che l'Italia si indebiti e che la Troica venga a imporre l'austerità. Lo vuole la CGIL, l'ha detto in audizione, dicendo ma crediamo che questa volta non sarà come la volta precedente, cioè loro si fidano. Allora, che chi deve occuparsi di contratti di lavoro, no, si fidi de che, non si sa, anziché leggere quello che c'è scritto nei contratti e nei trattati, la dice abbastanza lunga, cioè ci fa capire come mai i lavoratori italiani abbiano assistito ad una progressiva erosione dei loro diritti. Però questo è ancora un altro discorso, lo facciamo un'altra volta. Il punto fondamentale è che noi possiamo anche chiedere alla CGIL, che fondamentalmente è la struttura logistica del PD, no? Scusa CGIL, ci mandi in piazza 1 milione di persone che così facciamo cadere il governo del PD? Domandare è lecito anche lì. La risposta penso di immaginarla, ma sfuggono anche altri dettagli di tutto questo. Supponiamo che esista una possibilità, perché teoricamente esiste, di coinvolgere grandi masse di elettori scontenti. Questo fenomeno purtroppo si presenterà quando, verso gennaio-febbraio, se non si continua ma anche se si continua a mantenere in vita dei provvedimenti come il blocco dei licenziamenti, in un modo o in un altro purtroppo succederà che o per la
definitiva compromissione dei conti economici delle aziende o nel tentativo di non compromettere definitivamente le aziende nel primo caso falliranno, nel secondo licenzieranno se le cose continuano così. Quindi che ci possa essere della gente in piazza in futuro è una cosa abbastanza probabile. Magari vi sarete accorti che nel meraviglioso governo dei DPCM e dei pieni poteri presi, diciamo, alla chetichella e senza particolari, diciamo così, turbamenti da parte della sinistra, organizzare delle manifestazioni non è una cosa semplicissima. Ve ne sarete accorti? No? Insomma, siamo tutti mascherinati per buoni o cattivi motivi, non vado a sindacare questo, e il distanziamento, no assembramenti, eccetera eccetera. Quindi il discorso portate milioni di gente in piazza servendovi, a questo punto non della CGIL ma non so di che cosa, servendovi, potremmo indicendo una grande manifestazione, eccetera eccetera, incontra questi limiti tecnici, ma ancor più incontra dei limiti tecnici lo spread, ma proprio non è chiaro come funziona. Cioè, noi abbiamo qui in Italia un blocco politico, i PD e i 5 Stelle, che sono, diciamo così, gli useful idiots, diciamo, della grande finanza internazionale. La grande finanza internazionale ovviamente li coccola. Banalmente, un debito al 156% fatto da loro è sostenibile e non allarma i mercati, ma guarda un po' che strano, mentre un debito al 110% fatto da Berlusconi allarmava i mercati, ma guarda un po' che strano. Quindi forse non è chiaro, ma anche qui ci viene chiesto di utilizzare, per far cadere un partito, uno dei bracci armati o delle strutture logistiche di quel partito. Cioè i mercati in Europa sono fondamentalmente il braccio armato delle socialdemocrazie europee. C'è questo simpatico rimpallo, no? Che quando ero presidente di commissione venivano gli investitori dicevano: ma noi capiamo che dovreste fare degli investimenti, si parla di prima del Covid ovviamente, perché non crescete, però purtroppo l'Europa. Allora poi andavamo in Europa, ma certo, noi siamo, l'Europa è buona, vi vuole bene, vorrebbe che voi cresceste, certo dovreste fare un po' di deficit, però non 2,4, è troppo, perché se no poi i mercati, Ogni volta il poliziotto cattivo era un altro. Quindi stiamo parlando di un blocco di potere fortemente coeso che, diciamo così, avrà l'arma dello spread in mano fino a che non gliela si toglie con modalità che chi segue il dibattito, diciamo, conosce. Io partirei in questo momento da un presupposto abbastanza ovvio, cioè i mercati in questo momento sono le banche centrali. Se le banche centrali smettono di acquistare, ovviamente va tutto per aria, ma non è che va per aria la Repubblica Italiana, va per aria anche un cospicuo insieme di banche del nord, si mette veramente a rischio, andando peraltro contro i compiti istituzionali delle banche centrali, la tenuta finanziaria dell'intero sistema. Sono anche d'accordo che questi acquisti di titoli e quindi queste immissioni di liquidità nel sistema sono un palliativo e rischiano semplicemente di rinviare l'esplosione di una crisi. Certo, è così. Perché questo non succedesse e perché, diciamo così, le emissioni di liquidità portassero crescita e rianimassero anche l'inflazione, cosa di cui c'è bisogno perché lo dice la signora Lagarde, non
da poco, no? Perché lo dice Bagnai da sempre. Occorrerebbe infrangere un altro tabù, cioè quello che impedisce alle banche centrali di finanziare gli investimenti pubblici direttamente, perché come ci siamo detti più volte noi che siamo stati nel dibattito, in condizioni come queste di economia infartuata, l'unica speranza o certezza che un governo può avere del fatto, banalizzo, che la moneta stampata venga spesa è se la spende lui. E quindi naturalmente se venisse utilizzate queste emissioni di moneta per finanziare direttamente investimenti pubblici, si avrebbe una emissione monetaria che si trasforma in domanda di beni, perché l'investimento è una componente della domanda, si avrebbe quindi anche una benefica pressione sul sistema dei prezzi e dei salari, benefica perché in questo momento ci sarebbe bisogno di un po' di inflazione anche per garantire la sostenibilità finanziaria di tutti i debiti già emessi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non lo si vuole fare, si vuole restare all'interno, per ora, all'interno di questo vecchio paradigma dell'indipendenza della banca centrale, che è un paradigma, indipendenza intesa come divieto della banca centrale di finanziare gli investimenti pubblici. Questo è un vecchissimo paradigma che risale a ormai 40 anni fa, a un periodo in cui l'inflazione era a 2 cifre a causa degli shock petroliferi che avevano quasi fatto decuplicare il prezzo del petrolio in 10 anni, in un periodo in cui c'era una lotta di classe molto accesa e quindi c'erano comunque una serie di rivendicazioni salariali che contribuivano a mantenere delle tensioni inflazionistiche che in ogni caso avevano natura esogena, perché c'erano i sindacati. Poi, diciamo, prima vi ho parlato della CGIL, ma insomma, anzi ora ci sto pure passando accanto, posso mettere un fiore sulla lapide. Noi siamo governati da idee vecchie ed è per questo che in un contesto nuovo i risultati non si vedono. Non è più difficile di così. Però, per tornare al simpatico amico, l'idea che da una posizione di minoranza si riesca a creare, e quindi da una posizione di minoranza e, diciamo, essendo portatori di una visione del mondo nuova e che infastidisce chi vive di rendite nei vari ambiti, chi vive di rendite nell'ambito finanziario, chi vive di rendite nell'alta amministrazione dello Stato, chi vive di rendite in certi ambienti imprenditoriali, chi vive di rendite, no? Essendo, è piuttosto ovvio che, le armi che sono usate da altri contro di noi non possiamo né chiedere né aspettarci che gli altri li usino a nostro favore. Cioè, a me questo sembra estremamente evidente, però magari sbaglierò. E quindi, così, per aggiungere all'ottalogo, vi ricordate quando vi dissi l'ottalogo del tutto subitista, no? Devi far cadere il governo, non so, vai sull'Aventino, dimettiti in massa, non so, datti fuoco in aula, eccetera, eccetera. L'ottalogo diventa un decalogo con l'aggiunta di queste 2 new entry che sono: usate lo spread per far cadere il governo e portate in piazza milioni di persone con la CGIL o anche senza la CGIL, che sono 2 impossibilia, come vi ho spiegato. Ora, ad impossibilia nemo tenetur. Poi, dopodiché, io non voglio essere ironico, sardonico, caustico,
sprezzante verso chi continua a, diciamo così, a non capire come stanno le cose nonostante il nostro sforzo di spiegarlo. Non voglio neanche smettere di spiegarlo. Io facevo l'insegnante, spiegare era il mio lavoro e quindi io continuo a farlo anche da politico. E voglio essere totalmente vicino a queste persone che, se dicono delle cose, diciamo così, non sempre totalmente conferenti, lo fanno non credo per un difetto intellettuale, ma perché sconvolti da una frustrazione che assolutamente capisco e condivido. Dirò di più. Non solo la capisco, la condivido e la vedo, ma l'avevo anche prevista. E chi ha letto i miei libri lo sa, cioè era prevedibile che, virus o meno, questo sistema andasse verso un avvitamento dove chi stava male sarebbe stato sempre peggio, chi stava bene in parte sarebbe stato sempre meglio e la classe media sarebbe scomparsa. Era tutto prevedibile, ma mica previsto solo da me, attenzione. Lo dico con grande umiltà, cioè sono dinamiche oggettive che tantissimi altri studiosi hanno visto. Cioè il dibattito, per esempio, sulla crescita della disuguaglianza, sulla polarizzazione dei redditi, poi qualcuno ovviamente conduce questo dibattito, come vengono condotti altri dibattiti, con la modalità dello struzzo, cioè con la testa sotto la sabbia ed altro alla luce del sole. Però, insomma, chi vuole vedere le cose le vede, le ha sempre viste. Quindi a me dispiace anche essere, diciamo così, ogni tanto mi viene da ridere quando mi vengono posti certi argomenti. E mi dispiace perché non voglio urtare chi comunque ha voluto dare un contributo al dibattito, anche se è un contributo che non tiene. E non voglio urtarlo perché in questo caso, a differenza che in quelli che vengono su Twitter più o meno pagati, insomma, da partiti avversari per seminare discredito sul nostro partito, in questo caso io percepisco la sincerità e percepisco, lo ripeto, la sofferenza e la frustrazione, però purtroppo può piacere o non piacere, ma non è colpa nostra perché non lo abbiamo voluto noi, non l'abbiamo dichiarata noi, ma siamo in una specie di guerra economica, questo ce lo possiamo tranquillamente dire. Guerra combattuta sostanzialmente applicando a noi delle regole che poi invece vengono interpretate per gli altri. Che cosa si fa in guerra? Si combatte, si resiste oppure si scappa. E naturalmente anche purtroppo si muore. Però non è colpa mia se la situazione in cui siamo è questa roba qui e non è un'altra roba. E non possiamo illuderci di avere delle bacchette magiche con cui improvvisamente risolviamo il problema, mandiamo via questo governo. Anche perché ora sto arrivando in Senato e non posso e non voglio dilungarmi con voi ultroneamente. Anche perché, però, questo voglio dirvelo, ci sarebbe un bel discorsetto da fare su che cosa succederebbe se la fata dai capelli turchini, mi viene in mente lei perché al governo c'è Pinocchio e quindi diciamo comunque un'entità soprannaturale tendenzialmente dotata di poteri illimitati, ci mettesse al governo dall'oggi al domani. Ecco. Per voi che con una maggioranza di quelle che non so per quale motivo si tende a chiamare bulgare, no? Cioè una maggioranza in Italia con un comodo 70%, puoi fare riforme costituzionali a randa senza partire, con una maggioranza del 70%. Questo è il sogno bagnato, se posso essere un po' irriverente, di alcuni di voi e probabilmente anche in una certa moderata misura è naturalmente l'obiettivo di tutti noi, perché si entra in politica per poter realizzare le proprie idee e quindi il presupposto è che si vada al potere, perché non essendo al potere le proprie idee non si realizzano.
C'è un piccolo ma che non sviluppo perché richiederebbe, per essere sviluppato, circa 40 volumi da 4.000 pagine l'uno, ovviamente rilegati in pelle umana. C'è un piccolo ma, e il ma è che fra un'idea politica e la sua realizzazione c'è un'infinità di cose, e ci sono molte più cose che l'avere la maggioranza in Parlamento. Quindi, per concludere questo discorso, visto che sono già alla Cassazione e quindi il Senato è imminente, oggi ho cercato di rispiegarvi che la maggioranza in democrazia è necessaria, ed ho concluso cercando di suggerirvi che però essa è largamente non sufficiente. Occorre anche altro, molto altro, e se quell'altro su quel molto altro, che potreste avere in parte intuito seguendo i miei consigli di lettura, per esempio leggendo Io sono il potere, un saggio molto divertente e anche molto istruttivo, su quell'altro stiamo lavorando con tenacia, cercando di resistere allo sconforto che proviamo anche noi, perché sentiamo il peso della responsabilità di avervi dato delle speranze e di non riuscire a realizzarle, e di questo avremo modo di parlare in altre occasioni, magari facendo degli esempi concreti di come funzionano le cose e di che cosa occorre per trasformare un'idea politica, l'idea di un paese più libero, più semplice da vivere, capace, perché lo è, di autodeterminarsi e quindi messo in condizioni di autodeterminarsi, un paese che possa decidere da sé come spendere i propri soldi. Ecco, per realizzare questa idea, ma anche idee diverse, non so, la stessa idea, diciamo lei 5%, cioè di un paese di nomadi, dove la proprietà è un furto, eccetera, eccetera. Gli Khmer verdi li chiamava qualcuno su Twitter, è una cosa divertente. Ogni tanto, diciamo così, ogni tanto Twitter regala delle soddisfazioni intellettuali che sono così, una battuta o anche per realizzare quel tipo di visione del mondo, per realizzare qualsiasi visione del mondo, non basta essere di più. Bisogna avere la capacità di coinvolgimento della macchina dello Stato, e bisogna avere il coraggio di scrollarsi di dosso una serie di vincoli e di condizionamenti, tutte cose di cui potremo parlare. Quindi, sintesi, la maggioranza è necessaria, per cui ora che non ce l'abbiamo, cortesemente anche basta, diciamo così, lamentarsi sulla base del nulla, ma la maggioranza non è sufficiente, quindi quando ce l'avremo vi saremo grati di prestare attenzione alle parole che oggi vi ho detto. Cercheremo di non sprecarla. Sappiate che stiamo lavorando per porre le basi affinché essa non vada sprecata, ma sappiate che nonostante siate stati educati a pensare che esista la politica come entità indistinta, fatta da persone che hanno tutte le stesse funzioni, gli stessi poteri, tutti comandano,
non ci sono ruoli, non c'è governo, non c'è Parlamento, non c'è maggioranza, non c'è minoranza, non c'è opposizione, c'è solo la politica. Ecco, in realtà gli strati attraverso cui si articola l'azione di governo e le articolazioni del potere sono molte di più. Però voi potete tranquillamente continuare a pensare che sia tutto semplice e che se state male la colpa è nostra perché non facciamo opposizione. Nel qual caso vi auguro presto di poter votare, evidentemente per un altro partito.